Ha telefonato al Tiziano intorno alle 10, poche parole per annunciare una bomba all'interno del supermercato Conad, quindi ha messo giù. Immediatamente è scattata l'evacuazione al centro commerciale di Olmi di San Biagio di Callalta, affollato di persone che facevano la spesa o compere per il Natale. Carrelli lasciati tra i reparti del supermercato, clienti e commessi dei negozi della galleria fatti uscire in fretta e furia dall'edificio, dove sono subito intervenuti i carabinieri della vicina stazione e della compagnia di Treviso per effettuare una preventiva bonifica dell'intero complesso, al termine della quale però non è risultato alcun involucro sospetto. La registrazione della chiamata, effettuata con voce maschile da un anonimo, è stata subito acquisita dai militari dell'Arma. Il comandante della stazione di San Biagio ha riconosciuto la voce dell'autore della telefonata. Una pattuglia si è subito recata a casa sua e l'uomo, un 57enne del paese già noto alle forze dell'ordine, ha ammesso le sue responsabilità spiegando di aver voluto con quel gesto protestare contro una presunta ingiustizia da parte dell'INPS, ma l'unica cosa che ora otterrà sarà una denuncia per procurato allarme.